Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di un nuovo gameplay di Max Payne 3. Quest'oggi ci troviamo nuovamente nel nostro canale di Panama in compagnia del nostro Pasos accanto a noi, con il quale continueremo la campagna in single player che abbiamo incominciato. Allora, per chi non avesse visto i gameplay precedenti, il nostro caro Max ha effettuato un altro bel excursus nel suo passato, nella sua memoria, e ha ritrovato questo bel ricordino da portare avanti, ovvero ci ritroviamo nel canale di Panama, a quanto pare ovviamente sempre come una sorta di vera e propria guardia del corpo, e adesso hanno invaso il panfilo dove ci ritrovavamo, ovvero la barca dove stavamo effettuando servizio, e adesso in compagnia del nostro Pasos ci ritroviamo al di fuori della stessa imbarcazione e abbiamo scoperto un gruppo paramilitare che ha completamente invaso il panfilo, che sta effettuando qualche azione illecita, probabilmente starà attraversando il canale in maniera illegale e staranno combinando qualcosa, quindi siamo scesi a dare una bella occhiatina. Allora, ovviamente abbiamo un bel avamposto davanti con circa 10-15 paramilitari da far fuori, e tutto quello che abbiamo bisogno è solo la nostra abilità col fucile. Allora, innanzitutto ragazzi, non sono riuscito a caricare gameplay in questi ultimi 4 giorni proprio per questa dannata influenza, però adesso siamo a posto e ovviamente riprenderemo il solito video giornaliero e si spera quindi di stare ovviamente al passo. Bene ragazzi, eccoci direttamente nel nostro campo di battaglia con il nostro caro amico Pasos accanto a noi. Guardate che fighetto il nostro Pasos, con la barbetta e soprattutto le scarpe da matrimonio, e soprattutto in un ambiente così ostile si veste in queste condizioni, proprio deve far ridere la gente, perché guardate, è come se siamo soli contro tutti, quindi per far fuori un'intera troupe paramilitare ci serve un'impresa alla Chuck Norris, perché guardate un po', il nostro Pasos, anche se ha questa bella pistolona nelle mani, mi sa che non la sa neanche usare. E mannaggia, ci hanno riempito il corpo di piombo. Abbiamo aumentato il nostro peso specifico di qualche 5 kg. Mamma mia, ecco. Guardate come attraversano il canale con il gancio. Ci sarà qualcosa dall'altro lato. Dopo andiamo a vedere. Ma come facciamo sempre ad affrontare tutti questi gran soldatoni contro di noi? Mamma mia, in una maniera proprio spaventosa. E la cosa ancora più stupefacente è che il nostro fucile a pompa riesce a 20 metri a beccare gli avversari. Guardate un po'. Ecco i pallini. La pulizia del tartaro gli abbiamo fatto a questo stronzetto. Ottimo, ottimo. Avanti Pasos. Guardate il nostro Pasos come corre. Attenzione a non farti male, amico mio. Un piacere che ti spacchi le corna qui nel muretto in ferro, perché a quanto pare ci ha tradito. Bene, 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 bene. Ma mi sa che non riusciremo ad andare avanti per molto con questo fucilone a pompa. E soprattutto ritroviamo accanto un bel pick up con un equipaggiamento da guerra. Vediamo un po' se possiamo riprenderlo. E il nostro Pasos ovviamente là sotto le linee nemiche si fa bersagliare. Io direi di colpire innanzitutto quelli senza protezione, come questo stronzetto qui. Ok, l'abbiamo fatto pesare molto di più. Ecco, guardate della bella capovolta che si è fatto. E dobbiamo prendere necessariamente quell'antidolorifico. Facciamoci un bel salto ragazzi, dobbiamo prenderlo. Intanto andiamo di sparare. Madonna mia dell'azione. Il nostro caro Max, non so ancora come non si è rotto una costola in tutto questo tempo, però ecco l'antidolorifico, prendiamocelo. E per quanto riguarda le nostre armi secondarie non è che abbiamo molta capacità di combattimento. Andiamo. I colpi sono finiti. Dannazione, adesso mi sa che dobbiamo utilizzare la nostra 9 mm, utilizzata soprattutto nelle escursioni, anzi nelle come si chiama, mannaggia, quando la SWAT entrava e ripuliva i posti. Comunque mi sa che avete capito ragazzi, quel genere di attività militare. Benissimo, la nostra cara pistolona è una delle mie pistole preferite. Vai Pasos, corri amico mio, corri Forest. Bene, abbiamo ripulito tutta la zona, vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Via libera, bene, e abbiamo preso il fucile della SWAT, ragazzi, guardatelo qui. Questo fucile mi ricorda un po', ragazzi, il Call of Duty Modern Warfare, il primo Modern Warfare se non sbaglio, dove vi era quell'incursione nella nave nel mezzo dell'oceano. Davvero fantastico quel pezzo, e questo fucile è proprio quello che fa per noi in questa azione. Intanto abbiamo qualche 230-240 colpi e può essere proprio l'arma che ci porterà alla scoperta di questo caso. Intanto uno stronzetto lì con la cartucciera sta arrivando a noi, avrà un bel fucile a pompa a quanto pare. Vediamo un po'. Abbiamo addirittura preso le munizioni per la nostra pistolona. Vediamo di ricaricare il tutto. Abbiamo preso anche munizioni per il nostro piccolo mitragliatore, perché come avete potuto vedere in precedenza il nostro Max ci aveva segnalato un piccolo luogo dove rifornirci, ovvero c'era un piccolo pick up nel quale vi era un equipaggiamento. Infatti troviamo davanti un altro stronzetto e siamo ovviamente pieni di munizioni.
Ma io voglio veramente capire che cos'è questo posto. Intanto cosa c'è scritto? Accesso restringido. Sta siendo filmato. E probabilmente ci manderanno alla rete internazionale, ragazzi. Stiamo facendo un vero e proprio scoop. Stiamo liberando un vero e proprio luogo infestato da tutti questi criminali. Quindi saremo dei veri e propri eroi. Ah, ok. Officina de controllo, c'è addirittura l'allarme qua su, ma mi sa che già è scattato. Allora, solo personas autorizzate, noi siamo autorizzati e chi non ci fa passare abbiamo un bel lascia passare, è proprio questo che abbiamo in mano, ragazzi. Allora, facciamoci questo bel giretto al piano di sopra, ragazzi, intanto vediamo un po', selezioniamo il nostro fucile principale. Pasos, non mi lasciare solo, amico mio, dov'è il codardone qua? Vediamolo dov'è. Ovviamente ci copre, antidolorifici, ottimi, non me ne ero neanche accorto. Qualcosa che mi aiutasse a riadattarmi alla terraferma, infatti il nostro Max è un po' su di giri, diamo un'occhiatina. Oh mio Dio, ragazzi, ci hanno riempito di piombo, è pieno qua su, ricarichiamo la nostra bella pistolina, dai, utilizziamo un'arma, anzi un doppia arma per quanto riguarda la prima scelta. Il nostro fucilone lo lasciamo qui a terra, vediamo un po' di coprirci dietro questo primo muro di cemento. Ci deve essere qualcuno qua sopra, vediamo un po', abbassiamoci, caro amico Max, vediamo un po', ecco qua il pezzettino di merda, ce ne sono altri, una bella sala computer, è vivo ancora? Ok, perfetto, possiamo farci un altro bel giretto. Ce ne sono ancora. Madonna mia, dei monitor che ci sono qua, ragazzi, risalenti agli anni 50. Oh mio Dio, un po' di tecnologia. E il nostro fucile, il fucilone di Call of Duty. Vediamo se possiamo prenderlo. Infatti questi due scalini, Max, attenzione alla pelle. Ecco il mirino e addirittura la capriola. Mamma mia, ragazzi, molto ma molto esibizionista il nostro Max. Avanti, vediamo cosa c'è qui intorno. Probabilmente partirà un bel filmatino. Eccolo qui. Guardate la gran ferita che ha nel braccio Max, Merda. Prendilo. Oh, mamma mia, ragazzi. A pugni lo prende addirittura. Ah no, del nostro Max è riuscito a fare fuori tutto e tutto con una bella Desert Eagle, una delle mie pistole preferite, ragazzi. La Desert Eagle me la ricordo in Hitman Silent Assassin, un gioco che ho... Pezzettino di merda, crepa, stronzo. Che poi ho capito, Max, se vuoi farti vedere la tua bella muscolatura, però nasconditi, altrimenti te la fanno a fettine. Mamma mia, ragazzi, questa pistola, dicevo, la Desert Eagle è una delle pistole preferite perché l'ho utilizzata tantissimo a Hitman Silent Assassin, un gioco che ho consumato direttamente, uno dei miei giochi preferiti per quanto riguarda il genere action. Guardate, uno dei miei giochi appunto preferiti, e probabilmente il seguito di Hitman, ovvero Hitman Absolution, lo acquisterò nel momento in cui uscirà, ovvero al day one. Proprio voglio finirlo e voglio rigiocarlo al tal punto da far ricrescere i capelli al nostro agente 47. Ok, ehi amico mio, qua è estate, siamo in maniche corte e ti metti il cappellone di lana, ma un po' di buon gusto, dai. Allora, Bastidas, centro dei visitantes. In pratica siamo a questa azienda dei trasporti un po' un po' fuori moda. Vediamo un po'. Amico mio, il tuo taglio di capelli è fuori moda, dai, levati dai piedi. Andiamocene avanti. Ok, la Desert Eagle 7 colpi a quanto pare ha. Bene. Che impianto della reazione antico, ragazzi, mamma mia, glielo dobbiamo dire che esiste l'aria condizionata, In questi giorni qua sta facendo un gran caldo, anche se siamo già a ottobre, è proprio questo il problema forse dell'inattività che ho avuto. Allora, degli antidolorifici. No? I medicinali sono uguali dappertutto, Max, ce ne sono ancora? Si prospetta un vero e proprio scontro, andiamo alla reception. Amico mio, questo sembra Turok, ragazzi. Se l'è divorato un dinosauro. Porta di sicurezza per far entrare Pasos. Però che è un cavo di una banca, guardate qua. Oppure cosa c'è qui dentro? Diamo un'occhiatina. Ok, diamo un'occhiata se c'è la nostra lingua. Niente, ragazzi, mi sa che dobbiamo aprire le porte di sicurezza perché l'unico indizio è questo. Allora, che cos'è questo posto? Pazio del Telagio Cine Theater. Forse è un teatro? Un cinema? Sembra un centro commerciale. Il nostro Pasos ovviamente non ci segue, che è un... Oh Dio! Brutto stronzone. Mamma mia, la nostra Desert Eagle, una pistolona, una signora di pistola. Proprio un capolavoro di artiglieria. Attenzione, l'artiglieria ce l'hanno fatta a noi. Vediamo di far crepare questo ciccione schifoso davanti a noi.
Ci buttiamo ragazzi alla tipo Chuck Norris in avanti. Dai, facciamo questa bella entrata da duri. Vediamo un po' se ne vediamo qualcuno. Dai dai dai, uscite la testina. Ok, gli abbiamo fatto svuotare il pungiglione al nostro amico che ne ha sputato assai di sangue, mi sa. Ah, la colonna, questa bella colonna greca dobbiamo raggiungere. Vediamo se possiamo nasconderci. Grande Max. Qualche stronzo? No. Sparano stronzate in spagnolo i ragazzoni. Nascondiamoci qui dietro. Ottimo. Eccolo, lo spagnolo. Bene, ricarichiamo. Calma Max, qua ci fanno la pelle. Che è una galleria d'arte navigando il canal de Panama. Bene. In pratica sarà un museo dedicato al canale di Panama. Vediamo un po' di farci un bel... Ma Max, maledetto. Un po' di creanza, dai Max. Nascondiamoci qua dietro. Che schifo ragazzi. Che cos'è questa cosa qua? Sembra uno di quegli esserini a Dota 2 là. Uno dei personaggi. Venomancer. Eccolo qui, guardate Venomancer ragazzi. Vediamo un po'. Cos'è? Il Titanic in scala ridotta. Vediamo qui cosa c'è invece. Cappelli. Ah, questi saranno i cappelli degli ammiragli visti tutto questo periodo a Panama, che ci hanno lasciato la pelle. È un vero e proprio bel museo. Tutta la scala. Ok, ok. Non ci interessa però, ci interessa rimanere vivi. Chi è questo? John Rambo, il John Rambo dei poveri. Conserviamo le munizioni della nostra pistolona Desert Eagle e facciamogli vedere chi è il vero John Rambo. Amico mio che cade a terra solo con 2 proiettili nella gamba. Ma che vergogna, dai. Ci avevo quasi creduto che eri il John Rambo della situazione, eh? Che ha un fucile? Bene, prendiamocelo ragazzi. Sempre meglio, dai. Risparmiamo qualche proiettile delle nostre pistole. Un proiettore? Che cos'è? Vediamo se riusciamo a levare la pausa.